è stato predisposto dal nono Dipartimento Sanità del Comune di Favara, diretto dall'ingegner Bellavia, dall'assessore alla sanità Laimo e dal sindaco Manganella, il terzo ciclo di disinfestazione del centro urbano e dei quartieri periferici della città. L'attività prenderà il via nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 per concludersi la mattina alle ore 5 del 30 luglio. Nella notte tra domenica e lunedì le aree interessate dalla disinfestazione sono via Regione Siciliana, Capitano Callea, viale Pietro Nenni e via Carlo Alberto della Chiesa. Nella notte tra lunedì e martedì le vie Regione Siciliana, Capitano Callea, via Agrigento, via Campagna, via Caporale Mazza e Contrada Portella. Dalle ore 23 alle ore 5 di mercoledì 27 luglio le vie interessate sono via Carlo Alberto della Chiesa, viale Pietro Nenni, via Ugo Foscolo, via Sant'Angelo, via Pio La Torre e via De Berlinguer a traverse. Ed ancora nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 le vie Contrada Portella, via Caporale Mazza, via Campagna, via Agrigento, via Ugo Foscolo, piazza della Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Mendola, incrocio viale Progresso e via Empedocle. Il penultimo ciclo di disinfestazione interesserà invece Contrada Burgilamone, viale Che Guevara, viale Aldo Moro, corso Vittorio Veneto, via Sant'Angelo, via Pio La Torre. Infine, nella notte tra venerdì e sabato le vie interessate sono viale Che Guevara, viale Aldo Moro, corso Vittorio Veneto, piazza della Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, viale Progresso, comprese le strade adiacenti la via Roma ed inoltre il quartiere Quattro Strade. Pertanto i cittadini nelle notti di tale periodo non dovranno lasciare nei balconi o negli spazi aperti nessun prodotto commestibile, biancheria estesa o animali. Inoltre dovranno tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni.